quando ero piccolo c'era mio fratello che giocava e con mio padre lo andavamo a vedere e quindi da lì, diciamo, una cosa di famiglia, è iniziata tutto così. Ma mi piaceva Ronaldinho però perché mi diverte, cioè, perché secondo me è uno dei più forti che ci sono stati proprio nel mondo e quindi mi piaceva lui perché mi divertiva quando vedo giocare. Secondo me il calcio è divertimento, alla base di tutto c'è il divertimento. Allora, ho iniziato al San Paolo facendo i pulcini, poi ho fatto gli esordienti. Ai giovanissimi sono andato oltre teste. Il livello lì non era come a San Paolo, lì il livello era alto, quindi capitava magari che non giocavi perché c'era gente comunque più brava di te. Però sì, ero contento perché comunque stavo in una delle società a livello giovanile meglio di Roma. Sì, all'Axa diciamo eravamo più una squadra d'amici. Abbiamo iniziato così un po', puntavamo a salvarci, poi però vedevamo che vincevamo, continuavamo a vincere, alla fine siamo arrivati in semifinale regionale e siamo usciti con torte e teste, che poi ha vinto e ha vinto anche lo scudetto a livello nazionale, quindi una stagione fantastica è stata. Una bella emozione, comunque cioè, loro erano nettamente più forti di noi, quindi cioè, sapevamo che saremmo usciti. Però comunque all'andata abbiamo perso 1-0 in casa nostra per un infortunio del portiere, invece al ritorno abbiamo perso 4-0 e ci hanno proprio massacrato. Fidene ci siamo andati, mi pare il 7, eravamo in 7 che dall'Axa ci siamo spostati a Fidene. Con il mister subito abbiamo capito che potevamo fare qualcosa di importante perché eravamo una bella squadra. La partita che ricordo con maggior diciamo, felicità è quella col Monterotondo e stavamo 2-2 a 5 minuti dalla fine, c'è il rigore, l'ho battuto io, abbiamo segnato, poi segnato anche Temperini. Alla finale abbiamo vinto 1-0, è stata un'emozione indescrivibile. Sempre noi un gruppo d'amici e Super Ciccio, che è una panineria che sta a San Paolo, ci ha detto che ci faceva da sponsor, abbiamo iniziato in Serie A2. Abbiamo fatto sia Coppa Italia che finale contro la Lazio, quindi abbiamo fatto l'unica Coppa Italia e l'abbiamo persa. E la finale comunque c'era la consapevolezza che potevamo vincere perché ci sentivamo più forti di loro. Poi abbiamo fatto la Serie A l'anno dopo come matricola, però cioè, nessuno ci dava per magari favoriti o perché potevamo arrivare lontano. Invece anche lì abbiamo quasi tutte vittorie e poi abbiamo perso la finale contro Checco 4-0, però secondo me non eravamo tanto inferiori a loro. È stata proprio la partita storta in sé per sé, cioè nel senso prendiamo gol su rimpallo, poi espulso Mazzesi, cioè è una partita che è andata storta dall'inizio alla fine. Col Super Ciccio c'eravamo 12, forse dei 12 c'eravamo 12 tutti bravi, quindi ho giocato con Maramao, Princiali che adesso con Stufa, che adesso stanno col Chicco Scapicolo, Chicco la Venere in bikini. Secondo me adesso anche loro che giocano col Checco, secondo me sono i più forti che stanno al Checco, come Princiali è il più forte che sta alla Venere. Siamo i più bravi che ci stanno in giro. Beh, Daniele ha una personalità forte, ce l'ha sempre avuto e questo l'ha anche aiutato perché lui mentre gioca e tende ad aiutare il compagno, a spronarlo, è sempre la sua voce che ti aiuta e anche questo a lui lo rafforza, diciamo, lo aiuta a giocare sicuramente meglio e aiuta a giocare meglio i compagni. È bello vederlo giocare e soprattutto giocarci insieme è piacevole. Giocare insieme a Daniele è sempre bello, comunque alla fine hai tra virgolette un punto di riferimento in campo e tutto è agevolato su questa cosa, diciamo, mentre l'aspetto negativo è quando ci giochi contro, che magari è un giocatore che comunque tende comunque a bloccarti psicologicamente. Beh, io fossi un attaccante mi metterei sempre dalla parte opposta alla sua, perché comunque anche quando devi puntarlo comunque hai un contrasto sia aereo che con la palla a terra, insomma è sempre difficile vincerlo, anzi nel 90% dei casi lo perdi. Ma io ci sono andato perché comunque volevo rimanere a giocare con i miei amici, solo che poi Stufa e Maramao andavano al Chicco Scapicollo.
Principale andava a Venere, a me Filippo Mazzesi mi ha detto appunto, te va, andiamo a giocare insieme al BMD, abbiamo preso e siamo andati a giocare lì. Tutte persone disponibili, comunque c'era il presidente Villari che non ci ha fatto mai mancare niente, pure al campo avevamo acqua, scotch, tutto quello che ci serviva comunque ce l'ha sempre dato. Abbiamo fatto un bel gruppo, magari all'inizio con qualche problema perché comunque loro venivano su dalla 2, comunque già era una squadra. Noi eravamo 5-6, comunque all'inizio per fare gruppo ci è voluto un po', poi però verso la fine ci siamo trovati e abbiamo fatto gruppo. Mi dispiace non giocare con lui perché siamo grandi amici fin da bambini e quindi diciamo questa tra virgolette separazione un po' mi è dispiaciuta, però alla fine siamo tutti i giorni insieme, ci vediamo al campo, è sempre bello anche giocarci contro perché comunque giochi contro un amico. Beh, l'obiettivo a inizio anno, comunque parlando appunto con Villari, era arrivare nelle prime 6. I quarti abbiamo giocato a Pizza Boom e lì non c'è stata proprio partita perché all'andata abbiamo vinto 5-1, al ritorno abbiamo perso 1-0 però perché era influente comunque il risultato del ritorno. Poi contro il Checco Scapicolo abbiamo avuto 20 minuti del primo tempo dove siamo stati un po' in bambola, ci hanno fatto 4 gol. Da lì è stata compromessa, però il ritorno comunque abbiamo fatto vedere che non siamo tanto inferiori a loro perché appunto abbiamo vinto 4-2 mi sembra. Sono un difensore però comunque gli piace andare avanti, cioè con buon piede, quindi che magari faccio partire l'azione da dietro, questa è la mia caratteristica diciamo. Dal controllo palla lo vedi subito e comunque è un giocatore che ti può fare la differenza da un momento all'altro. Lo contraddistingo subito per il livello tecnico che ha. Sicuramente un difensore con questo tasso tecnico non si trova in tutte le squadre. Un saluto agli amici di Fannerate e buona Lega a tutti.